Sta preparando la configurazione per Facebook Live. Dobbiamo fare l'accettazione della diretta streaming. Sì, accettate, eccoci qua. Dovremmo essere in diretta, anzi sono quasi certa che siamo in diretta. Questo è il nostro webinar, Equità o Parità Retributiva, in diretta sulla nostra pagina del Cantiere delle Donne. Ovviamente questo lo facciamo sempre nella settimana dedicata alla festa della donna, ma noi non vogliamo che rimanga l'unica, lo ribadiamo a gran voce assolutamente, però ci vogliamo oggi parlare, vogliamo addentrarci in quella che è la parità salariale. Abbiamo sentito tra l'altro Mattarella che ne parlava proprio ieri. In Veneto è stata approvata la legge, abbiamo chi l'ha proposta, che è la consigliera Vanessa Camani, e abbiamo con noi anche la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti, che ringraziamo di essere con noi, e tantissime altre relatrici, che appunto adesso vi mostro e condivido lo schermo con voi, quindi Vanessa Camani, Elisa De Berti, Sandra Biotto dovrebbe raggiungerci, consigliera di parità della Regione Veneto, Laura De Biasi, avvocato, promotrice del corso di alta formazione per gli avvocati finalizzato al principio di parità di genere, Paola Carronna, presidente della sezione ANCE di Assindustria, Veneto Centro, Cinzia Bonanna, segretaria CISL del Veneto con delega alle politiche delle pari opportunità, e Erika Daldegan, cooperazione sociale. Intanto grazie di essere tutte con noi. Abbiamo ritagliato quest'oretta di tempo per fare un attimo un punto della situazione. Io voglio subito dare la parola alla vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti, che abbiamo il piacere di avere forse per la prima volta all'interno del Cantiere delle Donne da quando abbiamo iniziato in piena pandemia, e quindi sono contenta di averla con noi, perché appunto la Regione Veneto ha approvato questa legge sulla parità salariale, la parità retributiva, che apre una strada, diciamo così. Sì, diciamo che sicuramente è una problematica che da tanto tempo se ne parlava, e finché si individuano i problemi ma non si cercano soluzioni operative e concrete per cercare di risolvere questi problemi, rischieremo di continuare a parlare, a sottolineare che questi problemi esistono, ma molto probabilmente soluzioni per raggiungere determinati obiettivi non ci arriveremo mai. Io, guardate, personalmente sono una di quelle donne che, ad esempio, sulla legge sulle quote rosa non l'ho mai vista in maniera favorevole, nel senso che sono consapevole che la legge sulle quote rosa ha comunque posto un tema, perché ha posto una problematica che doveva essere valutata, che doveva essere comunque presa in considerazione, perché si dava sempre per scontato ormai nella mentalità che deriva un po' anche dalle nostre origini, almeno io penso, insomma, vengo da una famiglia di contadini, quindi la mentalità era sostanzialmente che la mamma rimane a casa, alleva i figli, educa i figli, fa da mangiare, lava, stira, e il papà deve lavorare e portare a casa lo stipendio per mantenere tutta la famiglia. Diciamo che i tempi sono un po' cambiati, questa posizione dove la donna deve per forza rimanere a casa e non può avere una propria ambizione, una propria collocazione diversa da quello che è la casalinga all'interno della società. Sicuramente abbiamo rotto un po' questi schemi, e anche le quote rosa hanno aperto delle possibilità. Poi ci sono delle storture, perché soprattutto in politica, insomma, io ho assistito a delle situazioni dove le quote rosa bisognerebbe abolirle per impedire di vedere determinate conseguenze. Cioè, faccio solo un esempio: un sindaco del Veronese che doveva per forza avere una donna in giunta, obbligato, nessuna donna voleva andare in giunta, nessuna donna voleva deleghe, alla fine si sono inventati la delega alla casa di riposo. Allora credo che, al di là di non prendere in considerazione e non magari riconoscere le capacità che possono avere anche le donne dotate di una sensibilità completamente diversa da quella che è il maschio, però non dobbiamo scadere nell'umiliazione e in una forzatura che sicuramente non ci rende merito. Dall'altro punto di vista, sicuramente il fatto che la donna comunque deve rispecchiare la figura della mamma, e che quindi non ha le possibilità neanche di tempo da poter investire nel lavoro,
le difficoltà che ci sono nella parità retributiva e queste distanze, queste differenze che in alcuni casi sono anche abissali. Io faccio i complimenti a Vanessa per aver proposto questa legge che insomma è stata condivisa dal Consiglio ed è stata approvata, ma poi vi spiegherà bene Vanessa, che pone un tema e sicuramente sfido chiunque a dire che non è un tema che non doveva essere affrontato, e credo che proprio questo sia una di quelle problematiche dove non esiste il partito politico, non esiste la destra, non esiste la sinistra, ma è una problematica che deve essere vista in modo oggettivo e che c'è, e noi che apparteniamo alle istituzioni sicuramente il nostro compito è quello di migliorare la qualità della vita in generale delle persone, anche dando un contributo per cercare di ridurre queste differenze che ci sono tra il mondo maschile e il mondo femminile. Insomma, io adesso, prima che iniziasse la trasmissione, tutti facevamo qualche scherzo: chi ha il gatto, chi ha l'adolescente, chi ha il bambino, e ovviamente siamo tutte in situazioni un po' problematiche, però io ho 2 gemelli di 16 anni e dico sempre che io sono tornata a lavorare facendo l'avvocato quando loro avevano 3 mesi ed è rimasto a casa il papà a fare il papà, perché io non potevo non andare a lavorare. Quindi anche politiche comunque di sostegno alla famiglia e dare la possibilità alle donne di poter fare le mamme, perché nessuno vuole abdicare alla propria funzione di mamma, che sia chiaro, perché non è questo che vogliamo raggiungere, però avere la possibilità di poter fare le mamme, di poter cucinare, lavare, stirare, tutto quello che c'è da fare, però di poter avere anche qualche soddisfazione lavorativa e anche magari qualche soddisfazione economica, e non sentirsi sempre inferiori semplicemente perché si è una donna dal punto di vista retributivo, credo che sia un obiettivo da raggiungere. Io vi faccio veramente i complimenti per questo webinar che avete organizzato e per aver posto al centro della discussione temi come questo. Vicepresidente, posso farle una domanda? Lei si è Mi mai dica. sentita discriminata dal punto di vista retributivo, magari all'inizio della carriera, o vede che esiste effettivamente questa cosa anche nel mondo dell'avvocatura? Poi abbiamo anche Laura che ci racconterà questo. Allora, è ovvio che noi donne dobbiamo sempre fare un po' di fatica in più anche per riuscire ad affermarci, ad essere credibili, e cioè un avvocato uomo di solito si parte un po' con il pregiudizio che è potenzialmente più bravo di una donna, magari la donna deve graffiare un po' di più, oppure perché non si parte mai dal presupposto che l'uomo può avere, adesso la dico in maniera, cioè gli attributi, diciamo che gli uomini, si parte sempre dal presupposto che gli uomini hanno gli attributi, le donne lo devono dimostrare. Io non ho mai subito, ecco, discriminazione, non l'ho mai percepita la discriminazione dal punto di vista retributivo. Ho subito l'umiliazione di sentirmi dire vuoi candidarti, perché ci servirebbe una donna per fare il tappabuchi, ecco. Quindi insomma non so cosa sia peggio tra le due, quindi diciamo nell'una nell'altra, però da un punto di vista retributivo, ecco, questa io personalmente non l'ho mai subita, però i numeri che ho letto insomma in questi anni, dove già da un po' che se ne leggono, insomma sono indiscutibili sostanzialmente che il problema esiste. La ringrazio perché ha toccato un tema a noi caro, tra l'altro del cantiere sul quale stiamo lavorando, che è proprio la questione della politica. Tante volte viene detto alle donne: scendi in campo perché abbiamo bisogno di coprire quel buco, e di solito dovrebbe essere una cosa un po' diversa, ecco. E questo è veramente, noi lo avvertiamo come un problema importante, non da tutti è avvertito, però secondo me è molto importante. Grazie intanto anche per questa testimonianza. Vanessa Grazie, scusatemi se a un certo punto sì. mi scollegherò, però ecco, non vi No, so disturbo, che quando devo andare mi scollego. va bene, Okay? intanto grazie. Grazie. Vanessa Camani, consigliera che ha appunto proposto questa legge, che tra l'altro se non sbaglio è stata approvata all'unanimità, scusate il gioco e la mia lingua che si è intorcolata. E ci puoi spiegare un po' che cosa vuole, che cosa fa questa legge in concreto? Sì, prima
Ma Michela, consentimi di ringraziare te e tutte le amiche e colleghe che animano questo cantiere delle donne, che è nata un po' come una scommessa, no? In una fase complicata e che oggi però vedo che è molto attivo e Ti contribuisce. sentiamo un po' male, non hai un paio di Prova- cuffiette per No, caso? assolutamente. Mi avvicino Ok. un po' e alzo la voce. Dicevo, contribuisce molto ad animare il dibattito pubblico attorno a questi temi, quindi vi invito ad andare avanti così vi seguiamo tutte con interesse. Allora, la proposta di legge è nata da una convinzione profonda che ho sempre avuto, e cioè che noi dobbiamo lavorare per combattere le discriminazioni, quindi di genere naturalmente, quindi quei meccanismi per cui il mero dato di genere ci preclude, ci ha precluso delle opportunità, ma soprattutto dobbiamo costruire le condizioni per combattere le diseguaglianze di genere, cioè il fatto che le donne, proprio in quanto tali, all'interno di una società che non è duale, cioè che non valorizza le differenze, che non è a misura di donna e di uomo, ci pretende, lo diceva Elisa, la vicepresidente poco fa, pretende che o noi si sia come gli uomini o si valga meno. Questa è proprio un'impostazione sbagliata, quindi non è una parità che richiama un concetto di uguaglianza, è una parità, mi piaceva infatti anche il nome, il titolo che avete dato a questo incontro, è una parità che richiama l'idea di equità, e questo è fondamentale. Siccome personalmente sono convinta che questi obiettivi si possano praticare concretamente lavorando attorno al tema centrale della realizzazione e emancipazione delle persone, cioè il lavoro, ho pensato di cominciare occupandomi appunto di come le donne vivono, sono trattate nel mondo del lavoro. E i dati, poi c'è Cinzia che sicuramente può avere un quadro più chiaro del mio e più preciso, ma i temi sono sostanzialmente 4. Uno, c'è un problema di differenza salariale della busta paga tra ciò che percepiscono gli uomini e le donne. E questo dipende dal fatto che, malgrado il contratto nazionale di lavoro, malgrado la Costituzione dica che le donne e gli uomini devono essere pagati uguale, a parità di mansione, in realtà le condizioni di vita delle donne, il gatto, l'adolescente e il bambino col ciuffo, ci rendono complicato accedere a tante di quelle opzioni che aumentano la busta paga, lo straordinario, la trasferta, poi siamo impedite, come dire, in generale, tendenzialmente, nell'avanzamento di carriera, questo tetto di cristallo che significa io vedo cosa c'è sopra di me, so che ci potrei arrivare per competenze e capacità, ma non ci arrivo. E c'è infine la difficoltà nel conciliare l'impegno lavorativo con l'impegno di cura familiare delle donne. Tutto questo insieme ha prodotto e produce un basso tasso di occupazione femminile. Anche nella nostra regione, che pure ha dei dati di occupazione, diciamo, generale molto sopra la media italiana, permane una distanza troppo significativa delle donne nel mondo del lavoro. Un po' perché non c'è disponibilità, un po' perché le condizioni di prima, che vi dicevo, obbligano le donne a rinunciare al lavoro. Troppo spesso oggi le donne devono scegliere se fare le mamme o essere lavoratrici. Ora capite che è un contesto che così non può funzionare. Andando nel merito dunque brevissimamente, perché poi la legge è anche articolata, e devo dire a proposito di quello che diceva la vicepresidente prima, la legge che io ho proposto è arrivata in un modo e poi il confronto in consiglio, le audizioni dei soggetti interessati, il confronto tra maggioranza e minoranza ha arricchito la legge, secondo me, migliorandola, e quindi ce lo spieghiamo anche così, il voto all'unanimità, insomma, non è stata una legge carina a cui non si poteva dire di no. È stato un lavoro su cui tutti si sono sentiti ingaggiati, sicuramente le consigliere, ma devo dire anche qualche consigliere maschio che ha approfittato di questa occasione per riflettere. Allora la legge dice, in brevissima sintesi, intanto utilizziamo strumenti positivi. In una fase della vita delle persone, delle imprese, dove è già tutto complicato, non mettiamo troppe penalizzazioni, obblighi, carte, inventiamoci uno strumento facile. Le aziende, gli studi professionali che decidono di rendere conoscibili le loro politiche di genere, cioè
quante assunzioni, quante femmine, quante le pago, che corsi di formazione li faccio fare, che progressione di carriera le faccio fare, quali sono le politiche di conciliazione aziendale che riesco a mettere in campo. Se rendo conoscibile questi dati e dimostro di avere un'organizzazione d'impresa, diciamo, virtuosa dal punto di vista delle politiche di genere, posso iscrivermi a questo registro regionale. Una volta iscritto ho il diritto, la possibilità su tutti i bandi regionali, su tutti i finanziamenti regionali di avere dei punteggi aggiuntivi e delle premialità. Questo è il meccanismo secondo me principale. Naturalmente per realizzare questo sistema è necessario collaborare proficuamente con le organizzazioni datoriali e sindacali, perché la parità salariale passa anche attraverso un investimento forte nella contrattazione territoriale, nella individuazione specifica di modalità organizzative, nella bilateralità, insomma, e attraverso queste campagne formative noi vogliamo fare in modo che le lavoratrici e i datori di lavoro capiscano quanto è utile alla società, non solo all'impresa, all'organizzazione del lavoro, costruire le condizioni per cui le donne possano esprimere tutte le potenzialità che hanno. L'altra gamba del provvedimento riguarda alcune misure per provare a aumentare l'occupazione femminile. Da oggi, da quando sarà attiva la previsione di legge, Veneto Lavoro dedicherà una parte specifica del proprio portale alle donne, si chiamerà Sportello Donna, dove verranno inseriti tutte le opportunità di lavoro per le donne, le opportunità di riqualificazione professionale, di formazione, incentivi per l'autoimpiego, tutti i finanziamenti a cui le donne possono accedere in ambito lavorativo, così come sono previste dei percorsi, diciamo degli incentivi e dei percorsi premiali per le imprese che assumeranno a tempo indeterminato donne che escono dai percorsi protetti dopo aver subito un abuso e che per loro ancora più che per le altre il lavoro, quindi l'autonomia economica, è davvero speranza di salvezza. La legge contiene molte altre cose, ma non voglio prendermi troppo tempo, voglio soprattutto ascoltare voi. È chiaro che però è un punto di partenza, è anche un'occasione per ciascuna di noi per ripensare alla nostra condizione. Elisa diceva: io non sono mai stata discriminata. Guardate, neanche io lo pensavo, finché non ci ho riflettuto seriamente. E mi sono venute in mente in realtà tanti episodi della mia vita a cui non avevo fatto caso e che invece vanno esattamente nella direzione lo hanno detto a te perché eri una donna. Anche a me è capitato con un bambino piccolo di 3 mesi di andare a fare la parlamentare della Repubblica e i colleghi maschi mi dicevano: ma come fai a stare 3 giorni, 4 giorni a Roma che hai un bambino piccolo a casa? Ma che bravo tuo marito che si occupa dei figli mentre tu sei qua, che era la cosa che facevano normalmente le loro mogli, alle quali però nessuno si sogna di dire: ma che brave che siete a fare il vostro lavoro. Ecco, il tema è esattamente questo. Io ripeto, sono orgogliosa delle qualità e delle prerogative delle donne, non mi piace però l'impostazione fatta di giudizio, di pregiudizio, di ruolo rispetto alla quale siamo tutte troppo vittime. Quindi mi auspico che la legge funzioni, la misureremo passo passo, che mi piace l'idea che possa essere l'inizio di un percorso anche legislativo che punti alla valorizzazione di queste differenze. Mi piacerebbe più di tutto che fosse l'occasione per ciascuna di noi, soprattutto per le giovani generazioni, di fare una riflessione su qual è il nuovo modello di società che vogliamo costruire, visto che il dramma della pandemia, diciamo, ha raso al suolo un po' di certezze, che rimetta al centro anche la libertà della donna di essere ciò che vuole e ciò che può. Grazie, assolutamente. Tra l'altro mi chiedevo se altre regioni, stavo guardando oggi online, mi sembra che la Puglia ce l'abbia una cosa del genere. Ce l'ha la Puglia, ce l'ha la Regione Lazio, credo anche la Regione Emilia, seppur leggermente diversa, e so che anche altre regioni con cui sono in contatto stanno prendendo, diciamo, questo tipo di iniziativa. Il fatto che il Veneto non ce l'avesse era un peccato e quindi abbiamo velocemente raggiunto l'obiettivo. Beh, sono contenta. Invece dal punto di vista nazionale so che appunto c'è
E si sta lavorando ad una legge da questo punto di vista, se non sbaglio. La legge è stata approvata, naturalmente sono due piani che si sovrappongono perché il lavoro, la contrattazione nazionale, la retribuzione sono materie di competenza nazionale, quindi noi come legislatore regionale non potevamo intervenire direttamente in quegli ambiti, infatti la legge promuove la parità salariale, ma avevamo appunto la possibilità di individuare strumenti proattivi, positivi. Ecco, la legge nazionale è stata approvata qualche mese fa e va più o meno nella stessa direzione. Ci mette un po' più di soldi, devo dire la verità, perché prevede anche tutta la parte di incentivi alle assunzioni, che ovviamente per un bilancio regionale è complicato da sostenere, però il fatto che procedano di pari passo io credo possa renderle entrambe più efficaci. Grazie. Allora, siccome volevo anche un quadro della situazione, faccio un passaggio a Cinzia Bonan, anche per avere un po' di numeri e un po' di dati e magari anche qualche esempio, se quello che abbiamo detto fino adesso è un po' la realtà dei fatti. Buongiorno a tutte, vi ringrazio appunto di questa opportunità che ci viene data per ritornare a parlare di questa questione che appunto è una questione che per quanto mi riguarda come sindacato stiamo ripetendo ormai da decenni e decenni. Sono state fatte effettivamente tante iniziative e passi in avanti ovviamente, però questi non hanno assolutamente spostato i dati in percentuale relativi all'occupazione della donna e relativi anche al gender gap della donna. Quindi è vero, io parlo degli ultimi 20 anni, nel senso che cogliamo un po' questo lasso di tempo che è quello insomma che ci ha visto entrare in Europa con tante aspettative come donne ovviamente legate a una cultura mediterranea e vedevamo pertanto nell'Europa una modernità e una possibilità di fare un passo in avanti. E invece, torno a ripetere, non è cambiato assolutamente niente. Su questo, appunto, fatto salvo che è un argomento che mi piacerebbe anche affrontare in maniera meno generica, nel senso che il gender gap retributivo è importante, pertanto anch'io ovviamente ringrazio Vanessa, ma tutto l'apparato politico che si è impegnato a far passare questa norma, che vuol dire anche incentivare appunto e dare risorse economiche alle aziende che fanno politiche a favore appunto della donna. Perché il gender gap è impattante molto fortemente nel mondo del lavoro privato, 18%, mentre nel pubblico impiego, dove le professioni delle donne vengono mediamente gli avanzamenti di carriera per concorso, quindi competenze alla prova, le donne ce la fanno sempre, quando invece sono elementi culturali, come nel privato ovviamente si intersecano, ecco che andiamo in difficoltà. Perché? Perché le donne, il 20% lavora part-time, perché le donne non possono fare le trasferte, perché le donne non hanno la disponibilità a fare lo straordinario come gli uomini e quindi va da sé che non riescono a percepire i premi eventualmente anche collegati ovviamente alla produttività, perché la produttività poi si misura in base a questi elementi. Quindi è ovvio che se non cambiamo l'assetto culturale è evidente che continueremo a discutere, però di fatto poi le donne fanno sempre fatica. Ancora oggi il rammarico che segnaliamo come sindacato è che nel privato moltissime donne già al primo figlio vengono messe in condizioni di licenziarsi perché in questo caso non gli viene concesso il part-time. Per esempio, non gli viene concesso un riavvicinamento a casa, per esempio, non gli viene concesso una modalità di gestire il tempo di vita e il tempo della famiglia che permetta alle donne di, appunto, di fare la scelta di restare al lavoro, sapendo che oggi abbiamo un problema demografico allarmante e che sappiamo pertanto che il figlio, nel momento in cui la donna decide di farlo, ha un valore appunto alto rispetto al contesto, no?
Quindi è ovvio che tutti gli interventi devono continuare a essere fatti proprio perché bisogna cambiare la cultura di come all'interno dell'impresa si intende il lavoratore. Perché guardate, faccio una battuta, ma non è una battuta. Oggi il mercato del lavoro rischia di essere insomma, di essere in qualche modo contrario non solo a tenere in considerazione le esigenze delle donne durante, insomma, una parte della vita che è quella riproduttiva, perché poi è ovvio che fuori di quella fase problemi di disponibilità le donne non ne hanno e ritornano in pista assolutamente. Però rispetto a questo appunto se non si trova una modalità di riconoscere le persone nelle proprie fragilità, poi in questa rete cadono anche i maschi, perché i maschi che non sono sani o che non sono giovani all'interno del mercato del lavoro rischiano di trovare esattamente gli stessi problemi che trovano le donne nel momento in cui sono nella fase appunto riproduttiva. Ecco che non è solo un problema maschile, ma è un problema di un mercato del lavoro che ha certi canoni che andrebbero assolutamente per alcuni versi rivisti. Dopodiché le donne mediamente nel privato lavorano in settori dove una retribuzione è più bassa. Questo però, ci tengo anche a dirlo, non vale in tutti i settori. Tant'è vero che qui la saluto caramente, abbiamo anche Paola Caron. Nel settore dell'edilizia, per esempio, le donne prendono mediamente una retribuzione più alta dei maschi. Quindi ci sono situazioni dove, insomma, questo dato in qualche modo viene ovviamente rivisto, così come è un dato che viene rivisto anche quello molto critico del gender occupazionale, perché abbiamo una media di lavoratori occupati in Italia molto bassa rispetto all'Europa, non solo per quanto riguarda le donne, ma anche per quanto riguarda gli uomini. Abbiamo insomma un 50% di occupazione femminile rispetto a un quasi 68 e oltre per media europea, e diversamente dagli uomini che abbiamo un'occupazione del 68% rispetto al 79% quasi dell'occupazione dei maschi in Europa. Su questo, anche qua ci tengo a dirlo, che ci sono dei dati, questa media del 50% non fa assolutamente la fotografia dell'occupazione femminile in Italia, perché abbiamo purtroppo per noi donne un sud dove una donna su 3 è occupata, per cui con un'occupazione che arriva poco sopra del 30%, mentre al nord arriva l'occupazione al 67%, per cui siamo assolutamente all'interno della media europea. Però, come è stato appunto già citato prima da chi ha parlato prima di me, con delle politiche per la famiglia che sono ancora insomma molto carenti ad essere sufficienti per permettere alla donna di sentirsi in qualche modo sostenuta anche dal sistema pubblico rispetto alla gestione appunto in questo specifico momento dei figli, perché poi, torno a ripetere, le donne prima di far figli lavorano mediamente tanto quanto gli uomini, quando hanno i figli grandi nella stessa misura, però che le donne facciano figli è nell'interesse di tutti noi. Torno a ripetere, oggi abbiamo più problemi, oltre quello del gap retributivo e del gap occupazionale, che quello appunto anche della denatalità. Della denatalità. Tra l'altro c'è una domanda che arriva da Facebook: quanti contratti collettivi o di secondo livello avranno il beneficio di questa proposta di legge? Quali saranno i benefici che si avranno a breve, considerando la situazione complessa in cui siamo? Sicuramente vengono avvantaggiate le imprese che fanno la contrattazione di secondo livello, dove in quel caso la contrattazione di secondo livello ha questa caratteristica e vantaggio. Ovviamente vengono definiti i parametri all'interno di ogni azienda in base a quello che si ritiene, stando ovviamente all'interno del rispetto della legge. Pertanto, che ci siano dei supporti economici per le imprese che vogliono tentare di fare delle sperimentazioni in questo senso, lo troviamo
riteniamo assolutamente eccezionale, perché sappiamo quanto le imprese, insomma, negli ultimi anni sono state messe sotto pressione e quindi poca disponibilità magari in questa fase hanno di parlare, di fare accordi innovativi, mentre il supporto economico, i costi derivanti appunto da questi accordi sostenuti dalla Regione Veneto in questo caso, credo che sia assolutamente un elemento fondante. E pertanto, insomma, come sindacato è ovvio che apriamo una stagione di contrattazione in tutte le imprese, tentando anche, lo ricordo, di fare degli accordi territoriali per dare delle tutele a tutti quei lavoratori, ovviamente lavoratrici in particolar modo, che non hanno il contratto di secondo livello aziendale. Ecco, visto che è stata citata Paola Carron, la chiamo qui con noi proprio per capire se effettivamente quello che ha detto la Cinzia Bonanna è vero nel tuo settore, Paola, e se ti sei mai trovata anche tu in posizione di discriminazione dal punto di vista salariale o comunque lavorativo. Allora, in un settore che è essenzialmente maschile il tuo. Sì, sì. Allora, ti ringrazio Michela di questo invito e ringrazio anche chi mi ha preceduto perché ho ascoltato con interesse. E mi soffermo anche su quello che ha appena detto Cinzia Bonanna, non tanto sul contratto edile, ma quanto sul problema demografico, perché è il problema del nostro paese e sarà il problema. Quindi a maggior ragione intervenire per mettere nella condizione la donna, ma non solo parlo di donna, della famiglia, di poter conciliare vita-lavoro è un tema sulla quale la politica deve portare attenzione e mi fa piacere che la Regione Veneto sia sensibile a questo tema e mi auguro che anche a livello nazionale si possa portare maggiore impegno in pratica, perché poi tanti temi a volte vengono affrontati soprattutto in modo ideologico e da qui nascono le famose quote rosa che neanche a me piacciono. Io non sono una femminista, amo le differenze che ci sono tra uomo e donna, ma vanno valorizzate e prese per quello che possono portare. Il mio mondo è un mondo prettamente maschile, è vero, noi siamo un po' un'eccezione, nel senso che l'impresa che rappresento, il CDA, noi siamo 5 fratelli, c'è un maschio e 4 donne, ma questa non è una cosa voluta, quindi non è neanche giusta da prendere come esempio. La famiglia era questa e lavoriamo tutti assieme, andiamo d'accordo, per cui sicuramente all'interno abbiamo cercato di sottolineare e di favorire le donne che lavorano anche qui all'interno, quindi anche semplicemente magari mettendole nella condizione di poter anche andare a casa prima o poter avere permessi o in casi eccezionali anche di poter gestire il lavoro in modo diverso. Sicuramente c'è una sensibilità maggiore da noi. Dicevo prima delle quote rosa perché anche a me, come ha detto prima la vicepresidente Reberti, quando viene citato questa cosa o mi dicono devi partecipare a una tavola rotonda perché hanno bisogno che ci sia una donna, a me non è che faccia proprio tanta simpatia questa cosa. Mi piacerebbe sentirmi dire abbiamo piacere di sentire il tuo parere in quanto per la tua persona e non perché sono una donna o perché sono un uomo, ma per quello che rappresenta e penso che lo siamo tutti. Comunque quello che posso dire è che nel campo, diciamo come nel mondo imprenditoriale, stanno lentamente cambiando le cose. Dobbiamo superare, probabilmente ci vorrà un'altra generazione per superare tutti quegli scogli che appartengono più a un fatto culturale. Anch'io avevo una mamma presente a casa e il papà che lavorava. E io come mamma, che invece ho deciso di lavorare e comunque avere famiglia, ne ho sofferto con dei sensi di colpa perché il mio modello col quale sono cresciuta era diverso da quello che io stavo portando a mia figlia e a mio figlio. Per cui sicuramente spero di aver comunque trasmesso a mia figlia che la donna può, se vuole, perché è vero anche che ci sono donne che
che fanno benissimo, decidono di fare le mamme, e quindi è giusto anche quello, ma una donna può lavorare e può anche avere. Si tratta però di avere a disposizione anche degli strumenti o delle azioni nel territorio che possano metterti nella condizione di farlo. E questo è importante. Io porto sempre questo esempio. Quando ho avuto il secondo figlio, mio padre è mancato poco dopo, per cui ovviamente sono rientrata, praticamente non mi sono mai assentata dal lavoro, però io avendone 2 piccoli dovevo pagare asilo nido, ma siccome metà del tempo l'asilo nido mia figlia era malata, allora dovevo pagare anche una babysitter. Io potevo anche sostenere queste spese, ma mi metto nei panni di quelle donne che invece non hanno questa possibilità, e non è giusto. Per cui anche nel territorio queste donne devono essere sostenute, l'azienda in quello che può fare e altri enti in altre cose. Volevo citare solo un fatto: ho un amico imprenditore che ha un'azienda a Montebelluna di trasporti e ha scelto come amministratore delegato una donna. Ecco, e per me quello è l'esempio vero. Ecco, quindi io l'ho anche chiamato e gli ho chiesto: ma cosa ti ha portato a scegliere lei, eccetera. E quindi mi ha raccontato un po' tutto il percorso di questa ragazza assunta quando faceva ancora la studente lavoratrice, ed arrivare oggi ad essere amministratore delegato di un'azienda che gestisce trasporti in tutto il mondo. Ma gli ho detto: ma perché hai scelto lei? Perché non hai scelto un uomo? E così mi ha detto, dimmi 3 caratteristiche, no? Allora, la prima è la capacità di svolgere più ruoli contemporaneamente, visto che prima di entrare in onda ne abbiamo parlato, evidentemente questa, la lealtà, che è un'altra cosa che ci differenzia, e la capacità anche di fidelizzare con l'azienda, quindi avere questa. Per cui è giusto anche sottolineare quelle cose che ci differenziano. Magari l'uomo può avere altre doti che migliori delle nostre, però insieme ci fondiamo bene, secondo me. Il tema però che tu hai messo in evidenza oggi è il vero tema, è quella della disparità retributiva tra uomini e donne. Ci vorrà del tempo, si sta camminando per arrivare, questo lo dico perché lo sento, lo percepisco. Io sono la prima donna, ad esempio, presidente della mia associazione di categoria nata nel 1946, quindi neanche anche Maria Cristina Piovesana, che è stata presidente dell'allora Unindustria, è stata la prima donna e anche fondatrice poi dell'unione con Padova e quindi di Assindustria Veneto Centro. Sono esempi anche questi di un cammino che stiamo facendo, e se anche attraverso le istituzioni portiamo l'attenzione su questi temi, è un bene perché si ritorna non tanto sulle quote rosa, ma quanto su azioni, ad esempio come la proposta di legge che ha presentato prima Vanessa, dove ha toccato dei temi importanti. Ecco. Per cui sicuramente forse ancora un po' di pazienza, però stiamo camminando per il verso giusto. Sì. Tra l'altro ne parlavo proprio ieri con 2 chirurghe senologhe, anche loro mi hanno detto: sì, è vero, ai posti dirigenziali non ci sono ancora delle chirurghe donne senologhe, però la maggior parte delle specializzande sono donne, quindi siamo sulla buona strada, un po' la carica dei 101 prima o poi arriverà, secondo me, tra virgolette. Allora, a questo proposito voglio sentire Laura, perdonami Erika se ti tengo per ultima, e tra l'altro dico che Erika è stata quella che ha ideato questo incontro, a onor del vero, che mi ha detto dai facciamo questa cosa, e siamo partite a sprombattuto e ci siamo riuscite, questa è la cosa importante. Laura De Biasi è avvocato di Belluno, ma è fautrice di un corso di alta formazione per gli avvocati proprio sulla parità di genere, che tra l'altro è stato fatto qui in Veneto, ma non solo, anche in altre 2 regioni, se non sbaglio. Non so se nel frattempo, da quando ne abbiamo parlato, è stato diffuso a macchia d'olio anche in tutta Italia, ma ci spieghi un attimo perché questo corso proprio per gli avvocati e le avvocate? Allora, è stato organizzato questo corso in materia antidiscriminatoria. In realtà sul tema di cui parliamo ne abbiamo organizzati 2.
ma quello a cui tu, Michela, fai riferimento è proprio un corso in materia antidiscriminatoria che è stato organizzato nella Regione Veneto tra le prime, ma pian piano sta per essere o è in corso in tutte le regioni d'Italia, insieme alle consigliere regionali di parità, grazie ad un protocollo che è stato sottoscritto con il Ministero del Lavoro, il Ministero delle Pari Opportunità e il Consiglio Nazionale Forense. Questi corsi di alta formazione che sono stati fatti e che danno diritto a chi l'ha superato all'accesso ad una short list di avvocati specializzati, non si può dire, ma preparati in queste materie, voleva e vuole rendere diciamo disponibili alle consigliere di parità che si occupano delle materie appunto antidiscriminatorie, anche con la possibilità di fare azioni collettive anche dirette, quindi di agire direttamente a tutela delle lavoratrici, perché normalmente ahimè sono le lavoratrici ad essere discriminate. Appunto dare dei professionisti, mettere a disposizione delle consigliere di parità dei professionisti preparati proprio in materia antidiscriminatoria. Altro corso che abbiamo fatto e che secondo me è ancora più importante su questi temi è stato un corso sulla preparazione, sempre di alta formazione, sempre fatto diciamo sotto l'egida del Consiglio Nazionale Forense, questa volta fatto a livello nazionale. Un corso di alta formazione per la preparazione degli avvocati e delle avvocate alle cariche di governance nelle società pubbliche e nelle società in-house, nelle società pubbliche e nelle società quotate. E questo corso riguarda proprio la legge Golfo Mosca, che vi prego non chiamiamo sulle quote rosa. Finché le chiamiamo quote rosa ci ghettizzano, ci fanno sentire il WWF, ci fanno sentire il genere che ha bisogno di protezione. Si chiamano quote di genere. Speriamo che, come è nella società Carron, le quote di genere debbano essere tutelate al maschile un giorno o l'altro. Il tema è nato dal fatto che dal monitoraggio dell'applicazione della legge Golfo Mosca, che è del 2011 e poi è stata rinnovata necessariamente, dico, rinnovata nel 2019, dalla disamina dell'esito applicativo di questa legge si è visto che nelle società pubbliche e nelle società quotate il numero di presenze al femminile nei consigli di amministrazione e negli organi di controllo, collegi sindacali, è passata dal 2-3% al 40%. Con una serie di cose da verificare. Allora c'è stato quello che dicevano anche coloro che mi hanno preceduto, e cioè il ti nomino perché donna. Cito sempre questo episodio perché a me ha dato molto fastidio, è come un sasso che ho nella scarpa. Chiedevo al presidente del consiglio di amministrazione di una società partecipata che va molto bene qui della zona, eccetera, dico ma come mai nel vostro consiglio di amministrazione avete chiamato proprio quella persona lì? E questo mi ha risposto dicendomi perché siamo sicuri che non sa leggere un bilancio. Come dire, l'abbiamo presa, sta lì seduta a cuccia buona, non ci rompe le scatole, continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto. E è proprio l'emblema della quota rosa intesa nel senso deteriore, no? Prendo una donna, ho bisogno di piazzarla e lì la metto. Non è questo, ci sono degli studi molto recenti sia di Banca d'Italia che della Consob che hanno accertato che nei consigli di amministrazione dove ci sono presenti delle donne, in realtà le società vanno molto meglio, sono stati esaminati e presi in considerazione dei temi che prima le società non trattavano minimamente, adesso abbiamo il tema dei principi ESG, eccetera, quindi tutto quello che riguarda una parte societaria che non è strettamente economica e finanziaria, che è molto importante,
e che le donne riescono a portare benissimo all'interno dei consigli di amministrazione, a trattarle con molta perizia e a dare degli apporti importantissimi alle società. E in questo corso che abbiamo fatto abbiamo avuto la fortuna, l'onore, oltre ad avere relatori bravissimi, professori universitari, eccetera, non sto a citarli tutti perché sono stati 14 incontri con 4 relatori ciascuno, quindi è stata una cosa molto, molto ricca. Ma è venuta 2 volte, al primo e all'ultimo incontro, Chiara Gribaudo, che è stata, diciamo, la promotrice della legge in sede nazionale sulla parità salariale. E è venuta al primo incontro nel settembre del 2021 spiegandoci su cosa puntava il suo disegno di legge. E quindi sugli interventi proprio sul codice delle pari opportunità e poi anche di altra normativa, ma fondamentalmente su quello, per un coinvolgimento e per un sistema premiale, quindi in analogia a quello che è stato fatto anche nella Regione Veneto, proprio per riuscire a, come dire, istituire, creare un sistema premiale a favore delle società che facessero entrare nei loro consigli di amministrazione delle donne, delle donne e con parità salariale assolutamente certificata. È prevista in questa legge anche una certificazione, un accertamento che deve essere fatto attraverso la consigliera regionale di parità. E questo era interessante l'intervento di Sandra Miotto, che non vedo collegata, però insomma... No, forse si è persa, ma magari la risentiremo in un altro momento. Sì. Ma insomma c'è questa parte molto importante. E poi altra cosa che si sta cercando di fare, sempre per chiudere il cerchio di questo che io chiamo percorso, non corso soltanto, un protocollo con il MEF e una delle nostre relatrici dell'ultima giornata è stata l'onorevole Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria del MEF, creare un protocollo per coinvolgere non solo gli enti statali, ma anche le regioni, ma anche i comuni, che sono poi quelli che nominano i componenti nelle società partecipate, in particolare nelle società in house e nelle società partecipate, proprio perché attingano a delle liste di soggetti particolarmente preparati a rivestire questi compiti, per non sentirci più dire l'abbiamo presa perché non sa leggere un bilancio. E poi tante cose mi verrebbero da dire anche sugli interventi che hanno fatto le altre relatrici prima. Ieri, nell'ambito di Scuole in Rete, che è un'associazione molto attiva per promuovere le cose che riguardano appunto le scuole, promuovere attività per le scuole, è stata intervistata Shirin Ebadi. Shirin Ebadi è un'avvocata iraniana che è fuggita, vive a Londra e le è stato chiesto che cosa voglia dire, secondo lei, essere femministe oggi. E ho qui gli appunti sotto il naso perché è una donna straordinaria, ha lasciato la sua famiglia, ha lasciato tutti in Iran ed è una importantissima attivista per i diritti umani. E lei ha specificato e ha detto non c'è in nessuna parte del mondo un'autentica parità tra uomo e donna. La discriminazione c'è ancora e c'è ancora dappertutto. Ma oggi essere femministe vuol dire combattere le discriminazioni. Quindi è un senso molto diverso dall'essere femminista di una volta. Sì, è un voler attuare quel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione per cui la Repubblica ha il dovere di abbattere tutti quelli che sono i pregiudizi e gli ostacoli anche di fatto per la realizzazione in concreto della parità. E quindi sentivo prima Paola Carron che diceva per fortuna anch'io ho avuto 2 figli, per fortuna potevo permettermi. Io ho avuto 3 figlie in 2 anni, le mie 2 seconde sono gemelle. Mi sono trovata nella stessa situazione.
avevo 3 figlie piccolissime, una che andava a scuola e all'asilo e portava a casa tutte le malattie possibili e immaginabili, e noi eravamo perennemente nel panico, entrambi avvocati, sia io che mio marito. Per fortuna abbiamo potuto, come dire, permetterci una babysitter alla mattina, una al pomeriggio, insomma un'organizzazione familiare adeguata. Ma questo deve essere appannaggio di tutti e di tutte. I congedi parentali non possono essere soltanto per le donne, anche i papà devono cominciare a prendersi i congedi parentali. Non è bravo, come diceva Vanessa Camani, il papà che sta a casa con i figli, mentre la mamma è scontato che lo faccia, ma che faccia anche la spesa, ma che faccia questo, ma che faccia quello. Perché noi siamo abituati a pensarci polipe. C'è un bel libretto di un neuropsichiatra brasiliano che è intitolato L'uomo serpente, le donne polipo. Perché l'uomo serpente è un sistema binario, va da A a B, non fa, mentre le donne sono polipe, nel senso che sono multitasking, come si usa dire. Beh, bella questa. Mi piace perché Laura, tu hai sempre queste cose. Eh sì, esatto, ce l'andremo a vedere. Erika, ti ho tenuta per ultima, ma tu appunto ci dai anche uno sguardo sulla cooperazione. Cooperazione, tra l'altro, è una parola che potrebbe esserci utile, non lo so appunto se nel mondo della cooperazione ci sia effettivamente una parità di genere, mancate discriminazioni e una parità retributiva. Una domanda da $1 milione, lo so di darti anche un peso abbastanza importante. Però insomma ti faccio questa piccola provocazione. Allora, se parto dal settore, buonasera a tutte intanto e a tutti. E se parto dal settore della cooperazione sociale, è chiaro che mi sento di dire che è un osservatorio un po' privilegiato, perché ricordiamoci che la maggior parte del personale delle cooperative sociali è di genere femminile, e quindi abbiamo più o meno un 70-73% di persone che sono donne e che svolgono lavori di cura, quindi legati a case di riposo piuttosto che asili nido, piuttosto che assistenza domiciliare, dove diciamo la parte della flessibilità, la parte del part-time è conciliante rispetto a tutto il resto, insomma, quindi diciamo che è un luogo dove le donne possono trovare una modalità per conciliare i tempi famiglia-lavoro, insomma, in questo. Però è chiaro che se poi andiamo con il nostro, cioè con la nostra volontà di approfondire, andiamo a vedere un po' i vari livelli dei ruoli decisionali, allora a quel punto abbiamo, credo, lo stesso problema di tanti altri settori, perché se ci fermiamo solo ai ruoli decisionali vediamo che comunque la differenza, parlo di postazioni in questo momento e non di retribuzione, comunque c'è. Se poi ci alziamo un altro livello e andiamo dentro i consigli di amministrazione, allora lì ci si abbassa ancora di più. C'erano dei dati dell'Alleanza delle Cooperative che parlava di un 6% di donne nei consigli, quindi nei ruoli diciamo da presidente a vicepresidente, che si abbassava a un 20% di donne nei ruoli decisionali. Quindi insomma sono numeri che vanno cioè prendono le distanze dal 73% della popolazione che occupa le cooperative sociali, chiaro. Se poi noi ci allarghiamo e andiamo a vedere l'altro tipo di cooperative, lì diciamo che facciamo molta fatica. Allora io svolgo anche un ruolo di rappresentanza e quindi quando dobbiamo fare le varie assemblee di rinnovo, si fa sempre fatica ad andare a cercare, perché è proprio un cercare di trovare delle donne che possano investire nel ruolo di rappresentanza. Faccio un esempio nel settore dell'agricoltura piuttosto che nel settore della produzione lavoro o di altri tipi, nel settore della pesca per esempio, no? Quindi tutti quei settori che le cooperative occupano ma che fanno fatica ad esprimere, diciamo, di ruoli al femminile, mentre magari la cooperazione sociale ne ha tanti, però ecco, non vuol dire che tanti vuol dire bene, insomma, tante volte, insomma, questo sicuramente. E poi se parliamo appunto di parità retributiva, è chiaro che anche lì il tema è un po' da approfondire, perché se ci rivolgiamo al 73% abbiamo il contratto nazionale e la parità retributiva in quel caso è sicuramente garantita, però se andiamo a vedere all'interno delle nostre cooperative se questa parità retributiva
a parità di mansione, a parità di posizione è rispettata, non lo so se ne abbiamo la garanzia, ecco, questo intendo, insomma, ecco. Tra l'altro riflettevo su questo fatto, l'altro giorno ho moderato un convegno appunto che parlava proprio di disparità e un più dal punto di vista psicologico, ed emergeva che gli uomini hanno una seria difficoltà perché sono immersi proprio intrisi di stereotipi che li mettono molto in difficoltà, ma in realtà è emerso un maschio che ha paura della donna perché la donna è più brava su tante cose, lo abbiamo visto anche dal punto di vista dell'università, ci sono più donne laureate, ci sono donne molto brave, quindi il maschio dal punto di vista psicologico, vi sto dicendo quello che è stato detto, ha veramente paura. Io non vorrei che adesso veramente fossero lì tanti uomini che hanno paura di perdere il loro posto, perché con la parità retributiva e con maggiori possibilità non gli si rubi il posto. Ecco. Mi viene da pensare questo sorridendo, ma forse non è così distante, non lo so che cosa ne pensate voi. Ma però, Michaela, io visto che ti rispondo all'inizio della provocazione, se cooperiamo insieme, diciamo, Esatto. facciamo emergere le competenze maschili e le competenze e femminili, che comunque sono delle competenze diverse che possono integrarsi e che possono far emergere un'organizzazione sicuramente più sostenibile, più funzionale, più efficiente, più efficace, no? Quindi in realtà si tratta solo di metterci insieme. E poi secondo me, come diceva appunto l'avvocato prima, sicuramente l'utilizzo del linguaggio ha un ruolo fondamentale, perché noi molte volte utilizziamo delle parole, magari anche oggi ce ne sono scappate in maniera inconsapevole qualcuna, anche a me magari, no? Però utilizziamo delle parole che provocano degli stereotipi o che provocano dei pregiudizi, quindi anche un attento utilizzo delle parole all'interno di tutta una serie di politiche di genere può fare la differenza. Diciamo che forse ci sta una società meritocratica, non so se siete d'accordo, in cui a questo punto va avanti chi è più preparato. Assolutamente, dovrebbe essere così. O comunque va aiutato anche chi non ha tutte le competenze ma le può comunque sviluppare, no? Perché non tutti, se c'è una progressione di carriera chiara, come si è detto, e trasparente, devono avere tutti le stesse possibilità, uomini o donne. Siete d'accordo? Chiedo alle altre relatrici. Vanessa ha fatto così con la testa. No, ma certo, è che quello che dice Erika è quasi scontato, sono pienamente d'accordo. C'è un problema però, quando noi parliamo di mancanza di equità, c'è certamente un problema di merito, ma c'è anche un obbligo alla tutela, mettiamola così, perché nello scenario che noi abbiamo raccontato oggi del lavoro al femminile, ma direi anche del ruolo della donna nella società, dobbiamo avere, secondo me, ben presente che c'è un livello appunto di affermazione dell'identità femminile, sul quale ho sentito parole davvero rincuoranti oggi, ma all'interno della diseguaglianza di cui le donne sono vittime, come tutte, all'interno di tutte le diseguaglianze, la fragilità diventa drammatica. Se le donne sono pagate meno, significa che c'è una quota rilevante di donne a cui economicamente non conviene lavorare e preferisce stare a casa ad accudire i bambini. E ovviamente si tratta in particolar modo, ad esempio, delle lavoratrici meno qualificate. Quindi la disparità salariale non è solo un'ingiustizia, diciamo, per chi ce la fa, rischia di essere un cappio al collo per chi non ce la fa. A me preoccupa molto anche questo aspetto, cioè le donne non sono contente di rinunciare al lavoro per accudire i figli, non sempre lo sono, ma se la retta del nido è più alta dello stipendio che mi danno, a me conviene, e anche la scelta, no, del dire, beh, ma perché lo deve fare la donna, può farlo anche l'uomo, ma l'uomo se guadagna di più sarà sempre più, diciamo, quello che dovrà restare a lavorare. Il tema del part-time, che debba sempre per forza toccare ad una donna, è il frutto del fatto che le donne guadagnano meno, quindi la disequità, mi piaceva di più, il non avere l'equità tra donne e uomini sul posto di lavoro ha degli effetti che in alcuni casi sono appunto storture dell'organizzazione sociale, ma in altri sono veri e propri drammi. Quindi il talento serve sempre per premiare le migliori o i migliori, la diseguaglianza invece
si accentua e diventa da fastidiosa a insopportabile quando colpisce le fragilità. E noi oggi, dopo la pandemia, come dire, dobbiamo accendere un faro su quelle diseguaglianze lì, che io credo oggi sono davvero un dramma a livello planetario. Posso aggiungere solo una cosa? Vai Laura. Questa disparità salariale o assenza di lavoro al femminile, per le ragioni che diceva Vanessa Camani ora, diventa un problema sociale enorme nel momento in cui si hanno le disgregazioni familiari, separazioni, divorzi, separazioni delle coppie di fatto, in cui le donne si trovano improvvisamente a dover campare, a prescindere dall'entrata del compagno marito, e lì diventa una situazione assolutamente drammatica, perché si trovano donne anche di una certa età, quindi che per molti anni non hanno lavorato, e quindi reinserirsi nell'ambiente lavorativo diventa terribile, assolutamente terribile, faticosissimo e molto penalizzante sotto ogni profilo. E lì abbiamo dei colli di bottiglia che diventano dei problemi non più solo individuali e familiari, ma diventano un problema sociale. Quindi la necessità che le donne, quello che diceva la vicepresidente della regione prima, no? Un tempo, 50 anni fa, c'erano le famiglie rurali, le mamme stavano a casa, i papà andavano a lavorare. Sì, però poi sono intervenute delle modifiche nella società, tali per cui questa conformazione familiare non è più possibile, o non è più obiettivamente possibile. E quindi dare gli strumenti alle donne di lavorare e di guadagnare abbastanza è fondamentale per la società. Assolutamente, concordo. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi perché non l'abbiamo detto all'inizio, perché stiamo assistendo a una situazione particolare dal punto di vista ovviamente europeo, quello che sta succedendo. Quindi pensiamo che tutte le donne che in questo momento stanno scappando, a tutte le donne che arrivano qui, perché stanno arrivando donne e bambini. Quindi io ogni tanto mi fermo e dico, miseria, noi stiamo parlando di queste cose di parità retributiva quando ci sono le donne che non hanno più nulla, che hanno abbandonato tutto. E mi si apre il cuore, veramente, mi si stringe il cuore, e penso che sia giusto anche ricordarlo, anche in una situazione in cui stiamo cercando di far valere gli stessi diritti. Però abbiamo di fronte anche questa cosa, mi sembrava giusto dirlo. Io vi ringrazio, siamo state bravissime perché in un'ora siamo riusciti a fare tutto. Sandra mi ha scritto che ha avuto un imprevisto, era in un'altra riunione, non è potuta intervenire, ma magari vedremo di sentirla. Io vi auguro buon lavoro, speriamo di andare avanti, anzi dateci news se ci sono delle cose particolari che dobbiamo e che possiamo fare, noi ci siamo naturalmente. Tra l'altro anticipo che con Laura stiamo anche lavorando a qualcosa che bene o male c'entra con questo, perché stiamo progettando qualcosa rispetto alla violenza economica, perché anche quello è un altro bel tema collegato, quindi stiamo lavorando per voi anche su questo, non vi anticipiamo nulla, ma Laura fa parte di questo gruppo allargato di professionisti che hanno deciso di portare avanti un progetto comune, quindi ne parleremo veramente tra pochissimo, spero. Siamo già a buon punto. Intanto grazie veramente a tutte, grazie anche alla vicepresidente che ci ha salutato e ci ha lasciato, e vi auguro buon lavoro e speriamo di vederci con tante belle notizie. Grazie, è stato un piacere. Grazie anche a a Cinzia te. che domani ha, se non sbaglio, un appuntamento importante, il congresso Vediamo della domani, CISL. Cinzia. Esatto. Ciao a tutte. Grazie Paola, grazie Buon lavoro. Erika, grazie Laura, grazie a tutte.